Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. E adesso lo sport, il calcio, il Cosenza, grande entusiasmo nella sala stampa Bergamini per la presentazione del direttore sportivo Stefano Trinchera e dell'allenatore Gaetano Fontana. Vediamo. Il Cosenza riparte dai 12.000 della sfida con il Pordenone, con l'entusiasmo e la voglia di essere ancora tra le protagoniste in Lega Pro, partendo da subito con uno spirito propositivo e coraggioso. Di coraggio ne ha avuto il presidente Guarascio nel decidere di voltare pagina nonostante il gran finale, e le scelte hanno portato ad affidare la direzione a Stefano Trinchera, artefice dell'ottimo campionato della Virtus Francavilla, e Gaetano Fontana, che con la Juve Stabia ha tenuto testa a Foggia, Matera e Lecce per buona parte della stagione, proponendo un calcio aggressivo e spettacolare. I ringraziamenti sentiti ad Aldino Vallotti e Stefano De Angelis e a tutti i collaboratori. Poi la descrizione delle caratteristiche dei nuovi protagonisti. La scelta va sempre nella direzione in cui si pensa, e si pensa unicamente al Cosenza, cercando di colmare quelle che sono state le criticità e cercando di trovare le persone che sposano o che comunque condividono i principi del Cosenza. Il direttore sportivo Stefano Trinchera risponde a questi requisiti. Un giovane che ha fatto bene nelle ultime 2 stagioni, un direttore sportivo di quelli, come si dice, abbastanza grintosi, determinati, e un direttore sportivo che ha le idee chiare. Su Fontana devo dire un particolare che probabilmente vi farà piacere, è stato quello in cui aveva altre possibilità. Anche Fontana alla fine ha scelto Cosenza. Piedi per terra e lavoro, le parole d'ordine di Stefano Trinchera, niente proclami o promesse, solo la garanzia che arriveranno giocatori di qualità per completare un organico già corposo, considerati i limiti imposti dalle nuove regole. Dobbiamo fare le cose per bene, dobbiamo migliorarci di giorno in giorno, dobbiamo dare delle soddisfazioni a questo pubblico e quindi in maniera con grande umiltà è giusto dire che io e mister Fontana siamo arrivati qui con una grande voglia di dimostrare ciò che sappiamo fare, una grande voglia di emergere, ma ripeto, fatta questa voglia di umiltà, di sacrificio, di capacità, sempre che ce l'abbiamo, ma senza buttare fumo negli occhi alla gente. Fontana ci mette la grinta, parla del suo passato e della voglia immensa di gettarsi di nuovo in campo, una voglia che non si può descrivere ma dimostrare con l'impegno e trasferire ai ragazzi rossoblù. Il direttore si gioca una fetta importante della sua carriera, il sottoscritto più di una fetta importante della mia carriera, perché comunque anche se non sono giovanissimo, perché ho 47 anni, sono giovane come allenatore, ho fatto la mia gavetta, ma ho fretta di arrivare, ho voglia di arrivare perché mi è stato levato il tempo e la possibilità di lavorare sul campo, e quindi qui cresce la mia rabbia, che spero, anzi non è una speranza, una convinzione di mettere in campo e di installarla anche ai miei ragazzi, perché senza rabbia ovviamente sportiva, rabbia da campo, non si va da nessuna parte.